a rappresentativa LND Under 18 Brescia, prima giornata del Trofeo Dossena. Prima di passare alle formazioni, osserviamo anche noi il minuto di silenzio. Minuto di silenzio naturalmente in memoria di Silvio Berlusconi, scomparso oggi. Noi adesso passiamo a mostrarvi le formazioni partendo da quella della LND che si schiera con un 3-5-2 in porta Salvati, difesa da destra a sinistra composta da Albani, Campesano e Cugnata. A centrocampo il quintetto sarà Rufo, Fiore, Sagrillo in cabina di regia, Valori e Ferrari a sinistra. Coppia d'attacco composta da Torri e Caprio. Risponde il Brescia con un 4-3-1-2 in porta Cortese, in difesa sempre da destra a sinistra Maffei, Spandini, Maffezzoni e Negretti. Il trio di centrocampo sarà Mor, Tomaselli e Orlandi. Dietro le punte Nuama, coppia d'attacco Fayet e Grossi. Le squadre sono già schierate a centrocampo, si attende solo il via del direttore di gara. La LND in completo blu, il Brescia in completo bianco. Rappresentativa che in questa prima frazione attaccherà da sinistra a destra, Brescia da destra a sinistra. E si comincia, iniziata la prima giornata del Trofeo Dossena, girone B, rappresentativa LND Under 18, Brescia, che giocheranno agli ordini dell'arbitro Scalvi di Lodi. Guardaline sono Bonfanti e Uete Valdivia di Milano. Primo possesso per i ragazzi di Nicolini, vanno all'indietro da Maffezzoni. Palla per Orlandi. Ancora Maffezzoni che coinvolge Cortese, numero 1 delle rondinelle, centrale con il 6. Si torna da Maffezzoni in cabina di regia, vi abbiamo detto, con il 4 Tomaselli, le mezzali Mor e Orlandi rispettivamente con l'8 e con il 7. Pandini per Mor, ha spazio per avanzare il numero 8, sceglie Nuama. In verticale, pallone molto forte per Fai, cerca lo stesso di aggredire la sfera il numero 11, la palla però scivola sul fondo. E allora prima chance per imbastire un'azione anche per la squadra di Gianni Chedda. Dicevamo nella nostra intro della grande annata delle rappresentative della Lega Nazionale Dilettanti, si è conclusa proprio ieri la Shalom Cup che ha visto l'Under 17 di San Fratello battere il Benevento in finale e alzare il trofeo per il secondo anno di fila, dato che anche l'anno scorso la LND aveva vinto la manifestazione. Ora però seguiamo questo calcio d'angolo in favore del Brescia.
traiettoria sul secondo, e palla che finisce in porta per il vantaggio del Brescia, che ha sbloccato la partita al secondo minuto. Su corner la squadra di Nicolini ha sfondato, rete di Pandini. Partita che si sblocca subito con la rete del centrale difensivo delle rondinelle. Squadra di Gianni Chedda che si trova già a dover rincorrere. Albani. Attaccato con fallo. Palla che scivola in rimessa laterale. Pandini può portare sul pallone. Allarga per Maffezzoni, poi coinvolto Orlandi. Stop a seguire, torna da Pandini, l'autore della rete che ha sbloccato la partita. Mor si fa vedere ancora Orlandi, viene scelto Nuama. Sulla sinistra c'è Negretti, premiato però Tomaselli. Ora Negretti cerca di prima intenzione Nuama, ha capito tutto Rufo. Pallone in rimessa laterale, battuta verso Tomaselli. Ancora Negretti, palla che scivola out. Non si sono capiti i giocatori del Brescia. Allora rimessa per la squadra di Gianni Chedda. Caprio cerca di difendere il pallone in mezzo a due, non è uscita secondo l'arbitro. Sì, secondo il guardaline se l'è trascinata fuori Leonardo Caprio, giocatore della San Giovannese, squadra di Serie D in provincia di Arezzo. Per lui 26 presenze stagionali e 3 gol. Ha già segnato la prima rete in prima squadra a novembre, quando aveva 17 anni e 7 mesi, diventando il terzo marcatore più giovane nella storia del club. Proprio Caprio prova a sfondare per vie centrali. Il Brescia però è bravo a compattarsi, ora può ripartire con Nuama. Fayet di fianco a lui, si accentra il Jolly con la maglia numero 10, che quest'anno ha giocato praticamente ovunque. Regista, mezzala, esterno offensivo, seconda punta, addirittura falso 9 in primavera. Maffezzoni allarga per Orlandi, per vie centrali da Tomaselli. Ha un po' di spazio il numero 4 per impostare. Intercetta alla grande questo pallone Valori, poi però non si capisce con Ferrari. Allora chance per il Brescia, si gira Grossi, libera al sinistro, palla altissima che termina sul fondo. Vi parlavamo poco fa di Caprio, non solo alla San Giovannese gol pesanti, anche al Caput Mundi ha segnato un solo gol, però quello che ha deciso la finale contro la rappresentativa regionale Lazio. Per lui l'anno scorso un'altra esperienza con la rappresentativa, quella con l'Under 17, ha partecipato alla Shalom Cup e ha segnato al Benevento nella seconda gara del torneo. Al rinvio Salvati. A centrocampo svetta di testa Valori, poi proprio Caprio, attaccato da Maffezzoni. Il centrale usa esperienza e fisico e ha la meglio sull'attaccante della LND. Per Maffezzoni 18 presenze stagionali, 13 in Under 17 e un gol all'Atalanta, 5 in primavera. Nuama per Orlandi, prova ad infastidirlo Fiore, poi anche Valori, ne esce comunque il Brescia. Rimpallo, chiedono un fallo di mano i giocatori del Brescia, che non c'è. Chance di ripartenza per la rappresentativa con Caprio. Si propone Fiore in area di rigore, prende posto Torri. Caprio prova a far tutto da solo, le maglie bianche sono troppe, lo chiudono e possono impostare di nuovo l'azione. Quando siamo al 7° minuto.
quasi ottavo, sempre 1-0, decide la rete di Pandini sul secondo palo, su calcio d'angolo. Tomaselli per Mor, poi Faye spinto, secondo l'arbitro, da Cugnata fallosamente. Allora calcio di punizione, irregolarità commessa dal giocatore della Casertana. 21 presenze stagionali e 2 assist per lui, nato a Lentini in provincia di Siracusa, è cresciuto nelle giovanili della Sicula Leonzio, società del suo paese natale, e del Catania. L'estate scorsa approda alla Casertana, che lo aggrega subito alla prima squadra. Ha giocato da titolare sia il Capudmundi che l'amichevole di 20 giorni fa contro il Cosenza. Attenzione alla LND che prova ad attaccare, lo fa con Torri, murato il suo destro. Abbiamo parlato dei gol di Caprio, anche quelli di Torri sono stati tanti e sono stati pesanti. Prima però occhio a questa azione della squadra di Gianni Chedda. Fiore fa scorrere il pallone, va all'indietro da il numero 6 Albani. Poi si gioca sulla sinistra. In questi primi minuti la LND ha provato soprattutto per vie centrali, coinvolgendo poco i due quinti, Rufo a destra e Ferrari a sinistra. Vedremo se saranno un fattore nel corso della partita. Campesan prova a lanciare proprio Ferrari. Intercetta Mor, che fa buona guardia. E rimessa per la LND. Caprio prova a difendere questo pallone. Ferrari da Torri, anche lui in protezione della palla, allarga per Rufo. Ha spazio il numero 4, chiama il pallone dalla parte opposta Ferrari, lo vede e prova a cercarlo Rufo. Pallone però troppo corto, chance di ripartenza per il Brescia. Nuama, esce una cosa a metà tra un controllo a seguire e un passaggio per Faye. Pallone che finisce tra le braccia di Salvati, che ha fatto già ripartire la squadra di Gianni Chedda. Rufo si prende il centro e serve Sagrillo in cabina di regia e con la fascia di capitano al braccio, il giocatore del Montebelluna, squadra prestigiosa di Serie D. Le sue prestazioni sono state probabilmente l'unica nota lieta di una stagione molto complicata per il Montebelluna, al termine della quale la squadra è retrocessa in eccellenza dopo 19 anni consecutivi in Serie D. Tomaselli. Largo Negretti, torna indietro da Mafezzoni, si abbassa Pandini. Poi Grossi. Nella lunetta di centrocampo l'attaccante del Brescia, parte palla al piede, scarica per Negretti, da un'occhiata in mezzo fa partire il traversone, molto pericoloso, allontana la rappresentativa ma solo per un attimo. Grossi perde il contrasto e poteva essere davvero mortifero per la LND qualora fosse passato. Fiore, palla al piede, sulla destra per Rufo, attaccano l'area Torri e Caprio. Rufo prova ad andare da solo, raddoppiato, sceglie Fiore ed è un'ottima scelta. Fiore in area, tiro, cross! Torri non è riuscito a indirizzare verso la porta, aveva trovato l'impatto col pallone ma gli è rimasta indietro. Ancora la LND in possesso però, con Valori che non si capisce con Rufo. Contropiede del Brescia con Nuama che ha un altro passo e lo fa vedere, ne salta due, allunga per Faye, sul secondo palo c'è Grossi, Faye all'1 contro 1, vediamo cosa inventa, va fuori da Tomaselli di prima, Nuama riceve, Nuama sbaglia il controllo ed era l'unica cosa che non doveva sbagliare in quella situazione. Palla docile tra le braccia di Salvati. Il Brescia però quando Nuama accelera dà sempre l'impressione di poter far male. Non stupisce, viste le prestazioni offerte da Nuama. Torri, anzi Ferrari, scappa sulla sinistra, prova il traversone, viene respinto, poi spallata regolare secondo l'arbitro.
Nuamà tra le linee. Il Brescia sceglie di ricominciare dall'altra parte per Maffezzoni. Tomaselli per Lorenzo Pandini, autore del gol, che ha sbloccato la partita praticamente alla prima occasione utile. Maffezzoni per Nuamà, sovrapposizione di Negretti. Poi Tomaselli. Orlandi riceve al limite dell'area, prova a calciare, respinto, si alza la bandierina dell'assistente, quindi fuori gioco. E occasione per la Lega Nazionale Dilettanti di imbastire l'azione. Dicevamo all'inizio, poi ci siamo dovuti interrompere per il calcio d'angolo da cui è scaturito il gol. Delle vittorie della LND in questa stagione. Proprio ieri è finita la Shalom Cup, che l'Under 17 di San Fratello ha vinto per il secondo anno consecutivo. A metà maggio l'Under 16 di Albanese ha vinto il torneo della pace. 2 giorni fa è finito anche il torneo di Cava dei Tirreni. L'Under 15 l'anno scorso era stata eliminata in semifinale ai rigori dalla Lega Pro. Quest'anno è approdata all'ultimo atto, non è riuscita ad alzare la coppa ancora una volta a causa della Lega Pro. Però già essere arrivati alla finale di un trofeo così prestigioso è motivo di orgoglio. Poi, come vi dicevamo, Caput Mundi a marzo vinto dall'Under 18. Orlandi, tacco per Grossi, non si chiude. E poi naturalmente il Viareggio, dove la rappresentativa Serie D di Gianni Chedda ha raccolto il suo secondo miglior risultato della storia. Il migliore è la semifinale quest'anno per la LND. L'avventura è durata fino ai quarti, dove è uscita per mano del Torino. E non ci sono solo le rappresentative maschili, anche per quelle femminili è stata una grandissima annata. Ha partecipato al Viareggio ed è arrivata addirittura in finale a contendersi il trofeo con il Milan, uscendo sconfitta solo ai calci di rigore. Vittoria nel torneo il Calcio Rosa Donna e Pace. Insomma, davvero una stagione ricca, ricchissima di soddisfazioni per le selezioni della Lega Nazionale Dilettanti. Pandini a destra per Maffeis. Si chiude la LND, che in questo momento sembra essere passata quasi in alcuni frangenti a un 4-3-1-2 quando è in fase di non possesso, o a un 4-3-3 con le due mezzali che si alzano. In questo caso vedete con il numero 16 Fiore, prima dall'altra parte con il numero 13, eccolo, Valori che si alza ancora. Nuamà fa girare per Maffezzoni. A sinistra Orlandi in posizione di terzino, viene cercato Faie. Pallone respinto dall'LND che finisce addirittura a Cortese. Pandini. Maffezzoni, come al solito, scende Orlandi. Stavolta però non viene premiato il 7, viene premiato Tomaselli per vie centrali con il 4. Grossi si abbassa tantissimo, il numero 11, per dare una mano alla manovra del Brescia. Orlandi si prende il centro del campo, cerca l'1-2 con Mor. In realtà più che un triangolo è un'apertura in direzione di Negretti. Fa buona guardia la squadra di Gianni Chedda, che però nel tentativo di allontanare restituisce il possesso al Brescia. Orlandi si smarca e riceve Nuamà. Cerca di cambiare lato, non ci riesce, chiedono un fallo i ragazzi della LND, non è dello stesso parere l'arbitro. Allora Amor, Grossi in posizione di mezzala, il numero 11. Nuamà si gira praticamente solo stoppando di suola. Tomaselli, Mor attacca Maffeis, si accentra Mor, prova addirittura ad andare verso la porta. È un passaggio a Salvati che blocca facilmente. Impressione altissima, Faye e Nuamà.
Nuama nato a Brescia ma di origini ghanesi, 20 presenze in primavera e 3 gol per lui, 7 già le presenze anche in prima squadra. Rufo se ne va sulla destra, crossa basso, ma Fezzoni in scivolata la ridà a Rufo, poi Torri col destro da buona posizione trova il muro del Brescia. Era una buona chance questa per la LND. Svetta Albani di testa e ricomincia da Campesan. Appena avremo un attimo di pausa torneremo a parlare di Nuama, perché vale la pena farvi conoscere meglio il talento della primavera del Brescia. Fiore per Rufo, Sagrillo, ancora Rufo in 2 su di lui, Fiore, di nuovo Sagrillo, esce bene dalla pressione del Brescia la LND, servito Cugnata, poi Ferrari, di nuovo Cugnata, Valori, a spazio il numero 13, dall'altra parte sale Rufo, cerca in area di rigore Torri, palla per Cortese. Dicevamo di Nuama, già 7 presenze in prima squadra con cui ha fatto il ritiro estivo, è stato aggregato subito ai grandi, ha debuttato a 16 anni e 8 mesi diventando l'8º esordiente più giovane nella storia del Brescia, il terzo se consideriamo gli ultimi 25 anni e il 9º esordiente più giovane in Serie B se consideriamo gli ultimi 15. Numeri di tutto rispetto. A fine settembre ha fatto anche il suo esordio in nazionale, convocato dal CT dell'Under 18 Franceschini. Ha giocato la doppia amichevole contro la Serbia. Lui che è anche 10° nel ranking Under 18 della Giovane Italia. Passaggio corto per Negretti, intuisce Rufo, se la va a riprendere Orlandi che può anche calciare, lo fa, Salvati, poi svirgola Cugnata e il Brescia non riesce a trovare la porta. Grande conclusione di Orlandi, ottima però l'opposizione di Salvati. Tomaselli ributta il pallone in aria, spizzato di nuovo Salvati a distendersi. Secondo corner della partita per il Brescia. Dal primo è nato il gol di Pandini, che si era appostato sul secondo palo. Viene chiamato lo schema, 6 giocatori in area di rigore con maglia bianca, ma Fezzoni era arrivata di nuovo la sfera sul secondo e si era fatta sorprendere la squadra di Gianni Chedda, che adesso può distendersi, è in superiorità numerica, 4 contro 3. Caprio corre dall'altra parte, 3 giocatori in maglia blu, li vede Caprio, sbaglia l'aggancio Valori. Occasione enorme per i giocatori della LND. Grande cavalcata del numero 19, ha sbagliato il controllo. Il numero 13 di proprietà dell'Astrigiana, squadra di eccellenza nell'Interland di Firenze. Quest'anno Valori ha cominciato la stagione juniores, poi è stato promosso in prima squadra, con cui ha trovato la prima rete a dicembre, cresciuto nel vivaio dell'Empoli nel 2021. È approdato all'Astrigiana l'anno scorso, convocato dalla rappresentativa Under 17 per la Shalom Cup. Questa è quindi la sua seconda stagione con la maglia della Lega Nazionale Dilettanti e questa non è l'unica partita a cui prende parte, dato che è stato titolare al Caput Mundi e nell'amichevole contro il Cosenza di fine maggio. Sbagliato il passaggio verso Nuama, Torri fa sponda, Valori mette ordine, poi Fiore, Campesan, di nuovo Fiore in lontananza, i primi lampi. Speriamo che non si abbatta un temporale su questa partita, come in realtà in Lombardia sta succedendo spesso negli ultimi giorni, soprattutto a queste ore. Prova a sfondare sulla sinistra la LND, fermata, quindi rimessa laterale, già battuta verso Torri, non riesce l'aggancio al centravanti dell'LND. Cortese per Pandini, di nuovo Cortese, poi Tomaselli, Pandini, ancora Tomaselli,
trova una buona traccia per Orlandi, trattenuto il numero 7. Calcio di punizione che viene già battuto dal Brescia. Nuoma può accelerare, arriva sulla tre quarti, attaccato da Rufo e soprattutto da Sagrillo. Perde il possesso. Sempre un pericolo Nuoma quando accelera palla al piede. Fiore. Per Cugnata. Palla che termina in rimessa laterale. Poco movimento da parte dei giocatori della LND. Il Brescia cerca di approfittarne, fallo però di Grossi. Battuto ora il calcio di punizione dei ragazzi di Gianni Chedda. Albani pressato da Fayet, poi Fiore. Valori, può distendersi l'LND. Ferrari riceve sulla sinistra l'1 contro 1 con Maffei, sfinta e controfinta, lo chiude il terzino del Brescia. Apertura ottima per Negretti che riesce a tenere il pallone in campo. Può andare all'1 contro 1 con Albani. Cerca di far passare il pallone a sinistra e di andare a destra. Albani fa buona guardia. Negretti va a riconquistare la sfera. Si rinnova il duello con Albani. Numero 3 sceglie di scaricare per Orlandi. Passa. Cross dentro. Non c'era nessuno a ricevere. Sarà però corner per il Brescia. Stavolta dal lato opposto rispetto a quello dove erano stati battuti i primi due e soprattutto rispetto a quello da cui era scaturito il gol di Pandini. Viene chiamato lo schema, vediamo se si andrà direttamente in area di rigore oppure se i ragazzi di Nicolini sceglieranno la battuta corta per Grossi. Traiettoria bassa sul primo palo. Schizza fuori per Tomaselli. Cerca addirittura la conclusione di prima. Ne esce un assist in realtà per Pandini. Possesso che rimane del Brescia. Grossi per Maffezzoni. Si abbassa. Tomaselli in cabina di regia, ancora Maffezzoni per Negretti. Nel frattempo siamo al 25esimo minuto, quasi 26esimo rispetto al tempo che vedete in alto a sinistra. In realtà la partita è iniziata circa un minuto e mezzo prima. Occhio alla ripartenza con Torri che può entrare in area. Torri fa girare il destro e stampa la traversa. Era rimasto immobile Cortese. Arriva il fischio dell'arbitro, allora si può ripartire. Grande chance per la LND con il destro a giro di Torri. Portiere immobile, palla che sbatte contro il legno. Ha un soffio dall'1-1 la rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti. Maffezzoni per Orlandi, anche lui spina nel fianco in questo avvio per la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. Quando parte l'azione lui è basso, poi però si inserisce benissimo senza palla. Il numero 7. Per lui 24 presenze in stagione e 2 gol. Cresciuto nella Voluntas Brescia nel 2018, è entrato nel vivaio delle rondinelle.
Ora seguiamo questo calcio di punizione praticamente ai 25 metri sulla tre quarti, fascia destra per il Brescia. Partono dal limite dell'area i giocatori di Nicolini. Sono in 5 Fayet sul primo palo, Nuamà al centro, i due centrali Pandini e Maffezzoni sul secondo, c'è anche Negretti, anche Mor. Ora sono 6, fischia l'arbitro, finta, va Grossi sul secondo, di nuovo verso Pandini, il pallone gli sbatte addosso, poi Tomaselli arriva in corsa, non trova lo specchio della porta. Pressione altissima di Nuamà e anche di Fayet. Campesan dà un'occhiata in avanti, lancia Rufo, il pallone diventa buono per Torri. Maffezzoni va all'indietro da Cortese. Premiato ancora Maffezzoni, 28esimo minuto. Sul cronometro. Sempre 1-0, gol di Pandini. Squadra di Gianni Chedda che ha fatto fatica nei primissimi minuti a prendere le misure, ora però sembra molto ben disposta in campo e aveva anche avuto l'occasione per pareggiare la partita con Torri, che aveva fatto tutto bene, gli è mancata un po' di fortuna sul suo destro a giro. Rufo, proprio per Torri, difende, torna da Rufo, si prende il centro il numero 4 d'esterno, cerca Caprio, sporcato il suo passaggio. Cortese, pressato, mantiene la calma e va da Mor, poi Tomaselli. Allarga a sinistra per Orlandi, c'è Negretti, Orlandi lo ignora, aveva molto campo il numero 7, non ha gestito benissimo questa palla, la mezzala sinistra del Brescia. Maffezzoni per Tomaselli. Al Brescia da tantissimi anni ormai Stefano Tomaselli, 26 presenze in stagione, 22 da titolare, testimonianza di quanto sia importante nello scacchiere tattico dei biancazzurri. Siamo praticamente arrivati alla mezz'ora di gioco, sempre 1-0. Fayet sbaglia il colpo di tacco, trova comunque Nuamà, finisce a terra, calcio di punizione quasi dalla stessa mattonella di prima, qualche metro più avanti. Da lì non solo si può crossare, ma si può anche andare direttamente in porta. Vedremo quale soluzione sceglieranno i ragazzi di Nicolini. C'è Grossi col mancino che può calciare. In alternativa Orlandi con il destro per mettere il pallone in mezzo. Salgono le torri. Fayet come prima si va a prendere il primo palo. Nuamà e Negretti, anche Mor al centro, i due difensori sul secondo, e hanno dimostrato di saper far male proprio in quella posizione in diverse occasioni oggi, sia su corner che su calcio di punizione. L'arbitro dà le ultime indicazioni alla barriera, che ovviamente non può avanzare. Arriva il fischio, parte Grossi direttamente in porta, a due mani salvati. Stilisticamente non bellissimo questo intervento, però efficace a disinnescare il mancino scoccato dall'attaccante del Brescia. Maffezzoni, Tomaselli gli gira intorno il numero 6, si va da Pandini. Largo Maffeis, chiamato poco in causa il terzino destro del Brescia in questi primi 30 minuti. Grossi con grande caparbietà e con molta decisione si era allungato la sfera, ma è andato a riprendersela e fa ricominciare il Brescia. Pandini da Maffezzoni, poi Orlandi. Di nuovo Pandini. Nicolini in panchina dà le indicazioni ai suoi.
54 anni per il mister del Brescia. Ha iniziato la stagione come allenatore dell'Under 17. A febbraio è stato promosso in primavera dopo che Possanzini è salito in prima squadra. Nicolini, che è arrivato l'estate scorsa dal Borgo San Donnino, società di eccellenza in provincia di Parma. Orlandi per Tomaselli, Torri su di lui, Tomaselli sbaglia, può approfittarne Fiore sulla destra, di fianco a lui Torri, al centro c'è anche Caprio, raddoppiato il numero 16, vediamo se riesce almeno a strappare un corner, rimpallo, torna sui suoi passi e trova Rufo, è riuscito a tener viva la sfera, la mezzala della LND. Rufo, non c'è luce per mettere il pallone in mezzo, ora sì, fa partire il cross, allontanato dalla difesa del Brescia. Nuamà per Negrete, poi Orlandi, Mafezzoni con calma. La squadra di Nicolini esce da una situazione che poteva risultare complicata. Orlandi. Ora ritmi leggermente bassi rispetto ai primi minuti di gara. Il Brescia non forza e non ne ha alcuna necessità. Per il momento sembra voler gestire l'1-0 piuttosto che andare a far male e cercare il raddoppio. Ferrari torna indietro da Cugnata. Pressione di Fai e la lascia passare Campesan. Fortunatamente Salvati è stato attento. È arrivato sulla sfera, l'ha scaraventata fuori. Portiere del Boreale, squadra di eccellenza di Roma. Quest'anno è stato uno dei protagonisti della cavalcata della squadra, arrivata seconda in regular season con la miglior difesa del girone, anche grazie ai suoi interventi, e ad un passo dalla promozione, sfumata solo ai playoff. Su di lui hanno già messo gli occhi molte squadre professionistiche, Monterosi, Cagliari, soprattutto Verona, con cui ha già svolto un provino. Ha partecipato al Caput Mundi, ma non con la maglia della rappresentativa nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, bensì con quella della rappresentativa regionale del Lazio. Sagrillo per Rufo. In verticale da Caprio, di prima verso Torri, stoppa il pallone, si gira alla grande, verticalizza per Rufo, ottima giocata di Torri. Rufo prova a rientrare, ma Fezzoni gli fa perdere un tempo di gioco. Fiore arriva fino al limite, calcia col destro, secondo palo della LND, o meglio secondo legno della LND. La prima era stata la traversa di Torri, questo è un palo esterno colpito da Fiore. Negretti ai punti meriterebbe sicuramente il pareggio. La Lega Nazionale Dilettanti, visti i due legni colpiti. Brescia che dopo la rete si è reso pericoloso solo con il destro dalla distanza di Orlandi, disinnescato da Salvati. Pandini per Mafezzoni. Di nuovo Pandini che allarga per Maffeis. In verticale da Nuamà, infastidito da Sagrillo. Al centro non trova né Maffeis né Grossi. Allora ne approfitta Fiore, che però la perde. Orlandi sulla sinistra. Faie cerca un pallone ambizioso che non filtra. E ora va a terra proprio Orlandi, che forse ha preso un colpo. Almeno così sembrerebbe. Probabilmente entrerà lo staff medico del Brescia e permetterà ai ragazzi di riposare quando siamo al 37esimo minuto di gioco. Sempre 1-0, rete di Pandini sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
approfittiamo per parlare del trofeo Dossena che è giunto alla sua 45esima edizione. Questa è la terza partecipazione della rappresentativa Under 18, dopo quella del 2018 e del 2019 è ancora alla ricerca della prima vittoria in questo torneo, la squadra della Lega Nazionale Dilettanti. Al primo anno 2 sconfitte e un pareggio contro gli sloveni del Maribor e sconfitte contro Atalanta Chievo. Al secondo anno pareggio contro Spal e portoghesi del Gois e sconfitta contro il Brescia. Quindi non solo è alla ricerca della prima qualificazione in semifinale la LND, ma in generale del primo successo. Comanda nel palmarès l'Atalanta con 6 vittorie, campione in carica invece la Cremonese che la LND affronterà domani. 4 i successi nel Dossena per i grigiorossi come Inter, Pergo Crema e l'altra rappresentativa, vale a dire quella della Lega Pro. A 3 insegue il Milan, a 2 Como, Boca Juniors e Nancy. E poi una folta schiera di squadre a 1, sia italiane che straniere: Napoli, Torino, Parma, Spal, Albino Leffe, Atletico Madrid, tante brasiliane, Internazional, Gremio, Bahia, Flamengo, Real Salvador Ituano. Poi Dinamo Kiev e Etoile Lusitana, che nonostante il nome lasci pensare a una squadra portoghese, è in realtà una squadra senegalese. Competizione che negli anni ha visto partecipare giocatori che si sono rivelati veri e propri campioni. Giusto per fare qualche nome: Boninsegna, Cannavaro, Astori, Gilardino, Inzaghi, Vialli, Albertini, Donadoni, Figo, per non parlare poi degli allenatori: Lippi, Prandelli, Zaccheroni, Mondonico. C'è stato Collina come arbitro. Ruffo d'esterno prova a mettere in moto Caprio, Pandini di testa, cerca il tiro al volo, Ferrari la sbuccia, ancora Caprio, si accentra, ma Feis lo costringe a tornare indietro. Caprio sceglie Sagrillo, allarga sulla sinistra per Ferrari, all'1 contro 1 con Maffeis. Si porta il pallone sul mancino, fa partire il traversone, Pandini è attento, Faye, c'è anche Nuama che chiedeva la sponda, non lo serve il numero 9, Sagrillo, da Fiore, poi Rufo, ancora per il numero 16, si chiude il Brescia, Rufo tra le linee per Sagrillo, torna indietro e ricomincia, addirittura da Campesan. Di prima intenzione sventagliata che premia Rufo, lo stop non è perfetto, peccato, perché era stata una grande idea. Ottima anche la realizzazione per Campesan, giocatore del Camisano, squadra in provincia di Vicenza. Maffezzoni, lungo a cercare uno tra Faye e Orlandi, non trova nel 7 e nel 9. Campesan la ributta in avanti per Caprio, tamponato da Pandini, riesce a liberarsi l'attaccante della LND, poi nel tentativo di crossare fa andare il pallone addirittura oltre la rete che delimita il campo. Rinvio. E giusto per concludere, le personalità illustri che negli anni hanno accompagnato il trofeo Dossena, ci sono anche i nomi di tanti giornalisti che hanno partecipato alle serate di gala o che hanno raccontato lo svolgersi del torneo. Basti pensare a Candido Cannavò, Gianni Mura, Alfredo Provenzali, Massimo De Luca, Beppe Severnini, Giorgio Porrà. Nel frattempo l'arbitro dice che basta così, la prima frazione termina sul punteggio di 1-0 per il Brescia, decide la rete di Pandini. Noi ci rivediamo per la seconda frazione.
Bentornati a San Paolo in provincia di Brescia per la seconda frazione di rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti Under 18 Brescia, prima giornata del girone B della 45esima edizione del Trofeo Dossena. Il primo tempo si è concluso sull'1-0 per il Brescia. Decide per il momento la partita la rete di Pandini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vediamo quali cambi ci saranno per le due squadre. Sembrano infatti esserci nuovi innesti sia per la squadra di Gianni Chedda che per la squadra di Nicolini. Vediamo Cugnata nei pressi dell'area tecnica, quindi sarà probabilmente lui a uscire. Giocato braccetto di sinistra, Cugnata. Si sposta in quella posizione Rufo, che nella prima metà di gara aveva giocato esterno destro a tutta fascia. Vediamo a questo punto chi prenderà il posto di Rufo. Come esterno prendono posto anche i guardaline. C'è un cambio pronto anche per il Brescia. Esce con il numero 7 Orlandi, entra con il numero 20 Caliendo. E per la LND esce appunto Cugnata ed entra con il numero 2 Del Mastro. Quindi un cambio per parte. Si ricomincia seconda frazione di LND Brescia. Domani la squadra di Gianni Chedda, come vi abbiamo già anticipato, affronterà la Cremonese. Il Brescia se la vedrà invece con il Monza. E dopodomani, chiaramente, LND Monza e Brescia Cremonese. Maffezzoni per Negretti, di prima verso Nuamà. Difende palla il numero 10, attaccato con un fallo. Secondo l'arbitro. Vediamo se cambia anche lo schieramento per la squadra di Gianni Chedda o se si rimane col 3-5-2. Sembra che la difesa sia passata a 4 con Del Mastro terzino destro, forse. No, si rimane 3-5-2. Rufo va semplicemente a fare il braccetto di sinistra e Del Mastro a tutta fascia sulla destra. Pandini in anticipo su Ferrari, coinvolge Cortese, si fa vedere Maffeis, portiere del Brescia sceglie Tomaselli, ora Maffeis, Mor di prima per Pandini. Caliendo invece si posiziona sulla tre quarti. Vi avevamo detto Nuamà, giocatore molto duttile, ha fatto il primo tempo da trequartista, il secondo lo fa da mezzala. Mezzala a sinistra con Caliendo che va ad agire dietro le punte, Faie e Grossi. Maffezzoni per Negretti. Intuisce, ma solo per un attimo, Del Mastro. Allora si torna indietro. Pandini porta sul pallone, alza la testa e in ritardo Negretti. Allora Pandini va da Maffeis, che torna da Pandini. Tomaselli può avanzare sulla tre quarti, il numero 4 del Brescia. Arriva fino al limite, scarica da Negretti. Cross teso che attraversa tutta l'area, arriva a Grossi. Maffeis fa ripartire il traversone. Caliendo di testa praticamente la toglie a Faie. La palla scivola sul fondo. Brescia che ha iniziato molto forte questo secondo tempo, esattamente come aveva iniziato col piede sull'acceleratore la prima frazione. Campesan apre per il neoentrato Del Mastro, colpo di testa in direzione di Grossi, riesce a girarsi il numero 18, prova ad andare via su Maffezzoni, guadagna al massimo da questa situazione.
vale a dire una rimessa laterale. L'attaccante del Villavalle, squadra di queste zone, Serie D, provincia di Bergamo. 22 presenze in prima squadra e 3 gol per Torri, più 12 presenze in juniores e 8 reti. Ha esordito con i grandi a metà ottobre e ha segnato al debutto, diventando a 17 anni e 9 mesi il marcatore più giovane del Villavalle e anche il giocatore con più partite stagionali tra i convocati della LND, ben 34. In 3 addirittura sul pallone in area di rigore vedete con il 2 Del Mastro, col 18 Torri, con il 3 Campesan sul secondo, col 19 Caprio, pronto per un'eventuale ribattuta al limite Albani. Finta, traiettoria bassa, troppo bassa, poi campanile, svetta Mor di testa, Albani che era lì al limite dell'area apposta, poi Sagrillo per evitare il contropiede del Brescia. Passa il pallone a Cortese. Ripartono i ragazzi di Nicolini. Mor, capitano dei biancazzurri, torna da Cortese. Stagione complicata per il Brescia, sia a livello giovanile che di prima squadra, soprattutto per la prima squadra, culminata con la retrocessione in Serie C dopo lo spareggio perso con il Cosenza. L'andata era stata vinta 1-0 dal Cosenza. Al ritorno le cose sembravano essersi messe bene per il Brescia, che aveva segnato il gol del vantaggio, che sarebbe stato sufficiente per rimanere in Serie B visto il miglior piazzamento. Poi però proprio nel recupero la beffa, con l'1-1 dei calabresi, che hanno mantenuto la cadetteria, scivolato in Serie C il Brescia. Maffezzoni per Pandini, poi Mor. Su di lui Valori. Mor va da Nuama, che non è mai una cattiva idea. Tamponato da Fiore, costretto a ricominciare da Maffezzoni. Si alza in pressione anche Torri, sbaglia il passaggio Caliendo. Allora Sagrillo per Caprio, può andare all'1 contro 1 con Pandini, che però è bravo a disinnescarlo capendone le intenzioni e a tornare da Cortese. Maffezzoni. Con calma la squadra di Nicolini. Di nuovo il centrale di sinistra con la maglia numero 6, poi Pandini. Si fa vedere Caliendo che riceve. Ora è Mor che va ad occupare momentaneamente la posizione di trequartista. Fiore, spinto da Nuama, resiste alla carica del numero 10, il centrocampista della LND. Scarica da Del Mastro, si propone, Del Mastro lo ignora, torna indietro, Caliendo su di lui, si rigira Del Mastro e guadagna una rimessa laterale. Giocatore del Fossano, squadra della provincia di Cuneo. 32 presenze in stagione per Del Mastro, debuttato in prima squadra già nella scorsa di stagione. Sempre Del Mastro, cross respinto, la carambola premia la LND, sarà calcio d'angolo. Dicevamo di Del Mastro, ha debuttato nel settembre 2021 a 16 anni e 8 mesi, secondo esordiente più giovane nella storia del Fossano. Prima di lui solo Scita, che casualità ha esordito nel suo stesso giorno, ma è più giovane di lui di 2 mesi. Corner battuto corto dalla squadra di Gianni Chedda, pallone sul secondo palo proprio verso Del Mastro, lascia correre la sfera, poi la salva prima che termini in fallo laterale. Cross sporcato da Negretti, può scatenarsi il contropiede del Brescia. Tomaselli elude la scivolata di Del Mastro. Caliendo in verticale per Faie, lancio irraggiungibile per l'attaccante del Brescia. Salvati fa suo il pallone, batte subito per Fiore che va a prendersi la sfera. Ferrari di prima per Caprio, trattenuto il numero 19, resiste in mezzo a 2, baricentro basso, forza nelle gambe, davvero difficile strappare il pallone
all'attaccante della LND, che poi prova una giocata complicata cercando il cambio di campo per Del Mastro. Il pallone termina fuori, rimessa per le rondinelle. Nuama, subito raddoppiato il 10, la offre a Tomaselli, poi Caliendo per Faye, sovrapposizione ignorata da parte del numero 9. Nuama sulla tre quarti per Mor, pallone lungo, Caprio si getta sulla sfera, è un 3 contro 2 per la LND, apre in direzione di Fiore, pallone un po' lungo, lo tiene comunque in campo il numero 16, poi palla giocata a metà tra un dribbling e un passaggio alla ricerca di Valori. Alla fine la difesa avversaria ha la meglio, Mafezzoni accelera, palla al piede, va a contrasto con Valori e si prende anche il cartellino giallo Mafezzoni per questo intervento irregolare su Mattia Valori. Quando siamo al 9° minuto, sempre 1-0. Rimane a terra anche Mafezzoni, che ha fatto fallo, ma sul contrasto sembra aver avuto la peggio. Noi approfittiamo di quest'altra pausa per parlarvi ancora del trofeo Dossena. Si è aperto ufficialmente il 29 maggio con il Gran Galà, che come al solito precede l'inizio delle partite. I conduttori sono stati Marco Civoli, giornalista, conduttore, telecronista Rai, quello dei mondiali del 2006, della celebre frase "il cielo è azzurro sopra Berlino", e Cristina Firetto. Sono stati premiati Davide Zappacosta per il presente, Roberto Boninsegna per il passato. Numerosi ospiti, numerosi altri premi, anche quelli organizzati in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, rappresentata da giornalisti come Luigi Garlando e Luca Bianchin. Tutto pronto per la ripresa del gioco, con Fiore sul pallone, di fianco a lui Sagrillo in area di rigore col 18 Torri, col 19 Caprio, col 3 Campesan, col 6 Albani, col 7 Ferrari, col 13 Valori. Sul secondo palo fischia l'arbitro, sceglie la battuta corta per Rufo, la LND. Ora si va in mezzo, Caprio col tacco non la prende, sfila poi il Brescia, può ripartire, attenzione al contropiede, alla velocità di Grossi, cerca di tornare la squadra di Gianni Chedda, duello tra numeri 11, Grossi accelera di esperienza e senza fallo il capitano della LND Sagrillo, che poi rischia proprio sul pressing di Grossi. Ha chiesto troppo anche alla sua velocità Grossi. Caprio fa un lavoro enorme, spalle alla porta, l'attaccante della squadra di Gianni Chedda. Secondo cambio per il Brescia, esce con il numero 6 Mafezzoni, entra con il numero 13 Omo Fonmuan. Non dovrebbe cambiare nulla a livello di schieramento, dato che Omo Fonmuan è un difensore. Per lui 22 presenze in stagione, 2 da titolare e un gol contro il Verona. Nel frattempo traversa piena, la sfera rimane lì, Caprio, palla alta, stava per segnare il gol dell'anno la LND al 12° minuto. Ci aveva provato Rufo dalla grandissima distanza. Aveva visto Cortese fuori dai pali, si stava inventando una giocata
da fantasista, altro che da difensore. Grossi all'indietro da Pandini. C'è stato un fallo però commesso da Ferrari. Terzo legno colpito dalla LND. Traversa di Torri, palo di Fiore, traversa di Rufo. Questa, per come è maturata, in teoria non sarebbe da considerare una vera e propria palla gol. Però è stata una giocata geniale che meritava sicuramente miglior fortuna. Rufo a coprire e a guadagnare la rimessa laterale. Sbaglia lo stop Campesan. Faye si getta sul pallone. Ferrari la fa carambolare addosso a Mor. Rimessa laterale. Sagrillo in verticale da Torri. Pandini con grande grinta va via anche a Valori. Non riesce a far passare il pallone. Sagrillo, Grossi su di lui, in verticale da Caprio. Chiedono il fuorigioco i difensori del Brescia. Offside che viene segnalato. 14° minuto, non ve l'abbiamo detto nel corso del primo tempo, l'avrete notato anche voi. I tempi non durano 45 minuti ma 40. Quindi mancano poco più di 25 minuti. Più recupero ovviamente. Alla fine della partita ancora tutto apertissimo. Rappresentativa che si meriterebbe il pareggio. 3 legni per la squadra di Gianni Chedda. Negretti che è scalato a centrale. Omofonmuan è andato sulla fascia sinistra. Valori commette fallo su Mor, che batte in fretta per Tomaselli. Nuama la cede a Caliendo. Sulla destra c'è Maffeis. Caliendo va da Grossi. Poi Mor apre verso il neoentrato Omofonwan. Davanti a lui Del Mastro lo costringe a tornare indietro da Negretti. Tomaselli apre ed è scoperta la LND. Nuama sterza. Nuama la offre a Caliendo. Non calcia di prima, stoppa il pallone e consente alla difesa della LND di chiudersi. Ha perso palla però la squadra di Gianni Chedda. Ancora il Brescia in attacco, sempre con Caliendo. Stavolta calcia in porta. Palla abbondantemente fuori. Grande chance capitata sui piedi di Caliendo. Terzo cambio per il Brescia. Esce con il numero 9 Faye, entra con il numero 18 Andrea Rizza. Movimenti anche sulla panchina della LND, che però non sembra intenzionata a cambiare, quantomeno nel breve termine. Può ripartire il gioco con Salvati. Batte cercando Del Mastro, trovando Nuama. Omofonmuan. Ancora per Nuama. Si abbassa Tomaselli. Nuama torna sui suoi passi, dribbling che riesce su Fiore, poi Caliendo per Tomaselli, si sbraccia Mor, Tomaselli va morbido per Maffeis, spallata Ferrari, per l'arbitro è tutto regolare. Grossi col sinistro a giro, l'intenzione era corretta, il tiro sembrava partito bene, poi però decolla e va abbondantemente alto. Dicevamo, è entrato Rizza, per lui 24 presenze stagionali e 4 gol. Nella prima metà di stagione ha giocato solo 4 partite da titolare, mentre da febbraio ne ha giocate 8 su 12. È riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nella seconda metà di stagione. Il centravanti del Brescia, da anni nel settore giovanile delle rondinelle. Pandini coinvolge Cortese, non forza il pressing sul portiere Caprio, è libero di ricevere allora Tomaselli. Mor, spalle alla porta, fa muretto e serve Negretti. Eccoli i cambi anche per la LND, già pronta la lavagnetta luminosa. Vediamo quando arriveranno le sostituzioni, siamo sempre più vicini, però almeno l'idea è questa. 18° minuto, ci avviciniamo anche
alla metà della seconda frazione, sempre 1-0, gol di Pandini. Ripetiamo anche i 3 legni colpiti dalla rappresentativa. 2 nel primo tempo con Torri e Fiore, 1 nella ripresa con Rufo, giocata fantascientifica praticamente da centrocampo. Valori, palla corta, si inserisce Omo Fonmuan e la fa sua. Pandini apre per Maffeis, di prima in direzione di Caliendo, non raggiunge Grossi, la giocata del numero 20. Caprio accelera il 19, difesa completamente schierata del Brescia. Caprio si accentra e calcia e trova il pareggio. La Lega Nazionale Dilettanti con la rete di Caprio non ha trattenuto il pallone Cortese, la sfera è finita in rete. 1-1 al 19esimo. Probabilmente sulla giocata meno pericolosa della partita la LND trova il pari. Errore di Cortese che costa carissimo al Brescia e vale l'1-1. Tutto di nuovo in discussione. Poco fa Caliendo aveva avuto sul piede la palla del 2-0, non l'ha capitalizzata. A capitalizzarla invece è stato Caprio, ragazzo dai gol pesanti. Vi abbiamo già detto la sua rete che ha deciso il Caput Mundi. Adesso la rete che vale l'1-1 contro il Brescia, già affrontato, come vi dicevamo prima, nell'ultima edizione del Dossena, cioè quella del 2019. Nuama Tomaselli apre per Omo Fonmuan. Adesso per forza di cose il Brescia deve tornare ad alzare i giri del motore. Pandini per Mor, su di lui Valori. Ricomincia il Brescia di nuovo da Pandini. Negretti, pressione di Torri, rischia Negretti, trova bene tra le linee Mor, sbaglia l'apertura. Sagrillo si impossessa della sfera, la chiama e la riceve Valori. Poi Caprio, l'autore del gol, contropiede della LND, chiamava il passaggio sulla destra Fiore che era solissimo, ha cercato invece l'imbucata per Ferrari. Palla troppo profonda, la LND è viva, la LND ci crede e adesso la partita già prima era aperta, adesso dà l'impressione di essere spalancata. Tomaselli per Pandini, poi Grossi, adesso stabilmente a fare la mezzala. Tomaselli per Nuama, riceve tra le linee, palleggia di testa, torna da Grossi, di nuovo Nuama, nello stretto il Brescia, Nuama in area, Nuama non c'è spazio, addirittura in 3 su di lui, Maffeis rimette il pallone in area e trova il colpo di testa vincente. 2-1 del Brescia che è tornato avanti con la rete di Caliendo. Al 22esimo minuto, segnalato nel frattempo un altro cambio per la squadra di Nicolini. Esce Grossi con il numero 11, entra Bassini con il numero 14. Pareggio della LND che è durato praticamente 2 minuti. Brescia è tornato a condurre con la rete del nuovo entrato Caliendo. Ha indovinato il cambio mister Aldo Nicolini. Assist di Maffeis. Aveva provato in uscita Salvati, che però è stato anticipato da Caliendo, che non è altissimo ma ha scelto alla perfezione il tempo del salto, ha staccato bene quasi in terzo tempo ed è andato a insaccare.
Fallo su Nuama. Vediamo dove si va a posizionare l'altro nuovo entrato, Bassini, perché praticamente Grossi stava facendo la mezzala da quando è entrato Caliendo. E Bassini, infatti, va a fare lo stesso ruolo dal lato opposto però. Omofonwan. Nuama si gira benissimo il numero 10. Torna sulla sinistra proprio dal entrato Bassini. Omofonwan, pallone corto da parte del numero 14. Flipper, rimessa laterale per la LND. Rimessa laterale battuta verso Torri. Difende palla. Poi Caprio, come al solito, a fare sportellate con la difesa. Diventa buona la sfera per Valori, che imbuca per Torri in area. Torri col destro. Tiraccio al 24esimo. Enorme palla gol per la LND, con Torri che ha calciato alle stelle. Cambio anche per doppio cambio per la LND. Vediamo di chi si tratta. Esce Fiore con il 16, entra con il 15 Sfasciabasti e poi con il 21 Yuri Armini. Si riparte dal fondo per il Brescia, un quarto d'ora alla fine, 2-1 il punteggio. Al pareggio di Caprio ha risposto subito Caliendo. Ora squadre che hanno anche rimescolato un po' le carte in tavola, tanti cambi. Ripetiamo, per il Brescia è entrato con il 13 Omofonwan, terzino sinistro, è scalato al centro Negretti con il numero 14 Bassini, che è andato a fare la mezzala. È uscito al suo posto Grossi, poi col 20 è entrato Caliendo e col 18 Rizza. Rizza in attacco al posto di Faie. Pandini. Armini è andato sulla tre quarti, ora è passato al 4-3-1-2 Giannichedda. E recupera palla proprio il entrato Armini. Sfida Omofonwan, che però lo ferma. Rimane però in pressione il numero 21, ne esce con grande calma Omofonwan. Pandini per Tomaselli, di prima verso Bassini, di tacco Nuama per Omofonwan. Si ripropone Nuama, si va da Mor sulla tre quarti. Apre sulla sinistra, attaccano l'area di rigore Rizza e Caliendo. Chiama palla limite Mor, la riceve, va col sinistro, incrocio dei pali, come aveva calciato Mor. Quattro legni questa partita, il primo colpito dal Brescia. Proprio Mor a ricevere il pallone. Si chiude la LND, rimane nella metacampo avversaria la squadra di Nicolini. Tomaselli, Caliendo viene anticipato da Rufo, poi con due colpi al volo libera la squadra di Giannichedda. Caprio subisce il fallo netto da parte di Maffeis. Non c'è il cartellino come chiedevano i ragazzi di Giannichedda. Campesan per Sagrillo, ha spazio per avanzare il numero 11, apre sulla destra nella zona di nessuno, non trova né Del Mastro né Sfasciabasti, altro neoentrato, giocatore del Val di Chienti, squadra di eccellenza nell'Interland di Firenze. Quest'anno ha cominciato la stagione in juniores, poi è stato promosso in prima squadra.
e ne è diventato un titolare fisso. L'anno scorso ha partecipato al torneo di Viareggio con gli spagnoli dello Jóvenes Promesas. Maffeis in verticale a cercare Rizza. Campesan fa buona guardia e poi con il sinistro la mette direttamente fuori. Aveva provato Rizza ad attaccare la profondità. Nuama, raddoppiato il numero 10 da Valori e Ferrari, che alla fine riescono a riconquistare il possesso della palla. 29esimo minuto. Poco più di un quarto d'ora, più recupero al termine. Ferrari, strano flipper e sarà corner per il Brescia. L'ultimo tocco è stato di Rufo. Palla che è terminata in calcio d'angolo. Attenzione alle palle inattive, da cui il Brescia ha dimostrato di poter creare pericoli. Palla in mezzo, rimane lì, respinta la conclusione, ci riprova anche Bassini, respinta anche la sua. Il pallone è rimasto in campo e Sfasciabasti guadagna la rimessa laterale. Vi abbiamo parlato di Sfasciabasti, l'altro neoentrato della rappresentativa è Yuri Armini. Nel frattempo gara interrotta perché è partito un irrigatore a bordo campo. Abbiamo sperato che non si mettesse a piovere, l'acqua è arrivata lo stesso. Viene spento adesso l'irrigatore quando siamo alla mezz'ora. Rufo all'indietro da Salvati, in pressione Caliendo. Nuama è tornato a fare il trequartista, veramente un jolly del Brescia, Patrick Nuama. Mor per Rizza, il pallone non arriva al numero 18. Sagrillo apre sulla sinistra per Ferrari, mette giù la sfera, l'esterno della Lega Nazionale Dilettanti. Di nuovo Sagrillo chiama palla e la riceve sulla destra Valori. La lascia Del Mastro. Non si capiscono i due, errore abbastanza ingenuo da parte dei ragazzi di Gianni Chedda. Ennesima sostituzione per il Brescia, entra con il numero 15 Compaoré, esce con il numero 2 Maffeis. E probabilmente il cambio sarà anche doppio. No, sembrava dovesse uscire Nuama, si era avvicinato all'area tecnica. In realtà rimane in campo, quindi solo una sostituzione, confermiamo. Entra Fatou Compaoré al posto di Maffeis e ne va a prendere il posto anche in campo, perché si posiziona sulla fascia destra del reparto a 4. Riceve proprio Compaoré, lascia rimbalzare il pallone. Probabilmente quella è anche la porzione di campo dove si è acceso l'irrigatore. La palla schizza, Compaoré non riesce a controllarla. Rufo per Sagrillo, sulla destra Del Mastro. Sagrillo va morbido per Caprio, respinge Compaoré, poi Sfasciabasti si getta sulla sfera, ne ha due davanti a lui, prova a passare, costretto a tornare indietro da Ferrari. Caliendo su di lui, Ferrari si ritrova lì la sfera e guadagna un preziosissimo calcio di punizione. Cartellino giallo per Caliendo. (33esimo minuto), 2-1 per il Brescia. Posizione molto interessante, da lì può andare il neoentrato Armini, c'è solo lui sul pallone. Attaccante della Lupa Frascati, squadra romana di Serie D per lui, 15 presenze in stagione, un gol contro la Palmese. L'anno scorso ha segnato 20 gol in Under 17, è stato aggregato all'Under 19 e ha ricevuto la convocazione con la rappresentativa regionale del Lazio.
Ha partecipato anche a un provino con la Primavera dell'Entella. Fischia l'arbitro. Parte Armini contro la barriera, ancora Armini. Tiraccio. La palla termina addirittura in rimessa laterale per il Brescia, che può rifiatare quando mancano 7 più recupero alla fine di questa partita. 1-0 gol di Pandini, 1-1 pareggio di Caprio e poi 2-1 siglato da Caliendo. Omofonmuan aspetta il movimento dei compagni, trova un appoggio in Rizza. Il Brescia in qualche modo esce da una situazione complicata, intervento molto duro di Del Mastro. Erano buone però le sue intenzioni, ha cercato il pallone, l'arbitro fischia il fallo ma non tira fuori il cartellino. Sembra essere pronto un altro cambio, anzi altri 2 cambi per la squadra di Gianni Chedda. Pandini finta l'apertura verso Caliendo e poi torna dall'altra parte per Negretti. Mor in direzione di Omofonmuan, la tocca per Nuama, prova ad accendersi il numero 10, finisce a terra, calcio di punizione. Arriva adesso il cartellino giallo, 35esimo minuto. Sempre meno la conclusione di questa partita, molto combattuta. In questi 340 secondi può succedere ancora molto. La gioca corta al Brescia, in area di rigore Rizza e Caliendo, palla per Mor probabilmente. Passaggio fortissimo, eccoli i cambi, esce con il numero 11 Sagrillo, entra con il 17 Alessandro Giuli. E il secondo cambio vediamo quale sarà per la squadra della Lega Nazionale Dilettanti. Esce con il 19 l'autore della rete Caprio, entra con il numero 23 Umberto Galletta. Riceve gli applausi degli spalti Leonardo Caprio, al suo posto Galletta, giocatore della Casertana. Quest'anno si è alternato tra l'Under 19 prima in regular season e la prima squadra, con cui ha raccolto 3 presenze. Lui che è cresciuto nel vivaio del Napoli, poi nel 2019 è passato al Benevento, vi è rimasto per 2 stagioni. L'anno scorso ha vestito la maglia della Ternana e si è tolto grandi soddisfazioni. 8 gol e 7 assist in 16 presenze con l'Under 17, più 6 gettoni con la Primavera, il primo dei quali a 16 anni e 5 mesi, rendendolo il 6º esordiente più giovane nella storia dell'Under 19 degli Umbri. Nel frattempo è scalato di qualche posizione, ma rimane in top 10. Palla proprio per Galletta, riceve in area di rigore, non si alza la bandierina, raggiunge il fondo, la mette, Pandini respinge, Galletta si accontenta del calcio d'angolo. Corner quando siamo al 37esimo minuto della ripresa, cerca il tutto per tutto la squadra di Gianni Chedda, che porta le Torri in area di rigore. Traiettoria bassa sul primo palo, allontanata. Galletta, destro-sinistro, tiro deviato, si dispera. Non era Galletta, scusate, era Armini. Tiro deviato, si dispera al 21 perché era partita bene questa conclusione. Si era coordinato alla grande, ha trovato l'opposizione di un difensore del Brescia.
si stacca Rufo, riceve il numero 4 che ha ereditato la fascia di capitano da Sagrillo, cross in mezzo, Cortese non rischia la presa, va con i pugni, riceve Armini, se la sposta sul sinistro, Armini si accentra, ancora Armini, apre per Galletta, o meglio tenta di farlo, legge bene Caliendo, riparte il Brescia, scoperta la LND, viene lanciato Nuama, attenzione all'1 contro 1, vediamo se lo tenta l'italo-nigeriano, accelera palla al piede, dà un'occhiata in area di rigore, poi torna sui suoi passi, la offre a Omofonmuan, Mor, di nuovo Omofonmuan, rizza al centro dell'area, va ad occuparla anche Caliendo. Pandini, scarica per Tomaselli, palla morbida, rizza, sponda, Nuama, chiusa la LND, Nuama se la tocca con l'altro piede, riesce a tornare sulla sfera e a servire Omofonmuan, ancora Tomaselli, attacca Bassini alle spalle di Valori, non lo vede Tomaselli, possesso palla del Brescia che ora sfrutta appunto il possesso per rifiatare. Compaoré ha guadagnato la rimessa laterale. No, perché la rimessa è per la LND con Ferrari. Ricomincia da Valori. Avanza, a destra c'è tutto solo Del Mastro, viene servito, palla forse un po' corta. Si prende il centro Del Mastro, costringe al fallo Nuama quando siamo all'ultimo minuto dei tempi regolamentari. Comincia ora l'80°. Giuli sbaglia la giocata per Galletta, sbaglia anche il Brescia, il pallone torna però tra i piedi di Compaoré, Galletta se la va a riprendere con caparbietà, finta e controfinta sul numero 15, Valori si smarca, Galletta va all'indietro da Rufo, sulla destra Campesan, Rufo morbido, la posizione sembra regolare di Armini, tiene il pallone in campo, Omofonmuan lo costringe a rinculare, Del Mastro, cross sporcato, Negretti la rinvia il più lontano possibile, Nuama la mette giù, lo stop non è il massimo ma va via, Nuama alla grande, poi attende l'arrivo di Compaoré, sceglie Caliendo, Rufo deciso su di lui senza fallo, Giuli per Galletta, ha spazio la rappresentativa, dall'altra parte tutto solo Armini, Galletta l'ha visto con un attimo di ritardo, prova a lanciare il 21, si impegna, arriva sul pallone, davanti a lui Omofonmuan, si abbassa Galletta, servito Del Mastro, torna al centro del campo, cerca di mettere il pallone in mezzo, intuisce le sue intenzioni, Rizza fa partire il contropiede, si allunga la palla, Campesan ha capito tutto, Galletta arriva in ritardo, poi Bassini sbaglia l'apertura per Morra, ora sono anche stanchi i giocatori, tanti errori tecnici quando siamo ufficialmente entrati nel recupero, passati 30 secondi di extra time, non c'è stata la segnalazione con la lavagna luminosa, arriva adesso 4 minuti di recupero, vediamo se questi 30 secondi sono parte integrante dell'extra time oppure se i 4 minuti inizieranno da ora. Rufo apre per Ferrari, si abbassa Galletta che riceve sulla sua verticale Giuli, in due davanti a lui Caliendo, lo chiude in rimessa laterale, a battere Ferrari, trova Sfasciabasti, poi Rufo, Del Mastro di prima intenzione per Torri, scattato in posizione regolare, Negretti per Cortese, poi Pandini, il Brescia si prende il lusso di uscire palla al piede dalla propria area, si era alzata la pressione della LND, Mor su di lui Valori, se ne va, il capitano del Brescia si allunga il pallone, non può raggiungerlo, allora chance per la LND, squadre che adesso hanno fatto saltare anche un po' gli schemi, a centrocampo ci sono tantissimi spazi, Compaoré torna indietro da Tomaselli, Nuama si fa dare il pallone e fa respirare i suoi, ancora Tomaselli, 42esimo minuto, siamo a metà recupero, Compaoré
Vediamo se riesce a recuperare il pallone la LND, a crearsi un'ultima chance. Caliendo, eccola, la chance gli viene offerta dal Brescia. Giuli apre sulla sinistra per Galletta, spazio il 23, sul secondo palo Torri, può puntare Pandini, va al limite da Sfasciabasti, in realtà era a metà tra Armini e Sfasciabasti, proprio Armini va a riprendersi il pallone, gioco pericoloso secondo l'arbitro. E quindi calcio di punizione per il Brescia, 90 secondi alla fine della partita, con le ultime energie rimaste, anche se con poca lucidità, la squadra di Gianni Chedda. Pandini, Tomaselli, ricomincia da Negretti, ancora Tomaselli. Allarga verso Mofonmuan, c'è Nuama che riceve a spazio il numero 10 imbucata per Rizza, la posizione regolare, Nuama chiama il pallone a rimorchio, lo ottiene quando era andato in profondità e quando si era ormai chiuso sia lo specchio che la traiettoria di passaggio. Salvati cerca di mettere in moto direttamente Armini, fa buona guardia Mor che di testa allunga per Cortese. Negretti con calma nonostante la pressione di Torri. Ancora Mor. Ricomincia dal proprio portiere. Pressing della Lega Nazionale Dilettanti. Prova il tutto per tutto Galletta. Subisce fallo Bassini. Ultimi 20 secondi di recupero, a meno che l'extra time non sia partito già dai 30 come vi avevamo annunciato. Nel caso ne mancherebbero ancora 40. L'arbitro attende la battuta di Pandini. Tomaselli porta palla, arriva a centrocampo, gliela scippa Giuli. Sta arrivando Galletta dall'altra parte, Giuli serve il 23, dribbling, attaccato, calcio di punizione. L'ultima giocata della partita sarà per la Lega Nazionale Dilettanti e sarà un calcio di punizione da una mattonella molto pericolosa. Vediamo chi si incarica della battuta. Extra time scaduto. Sul punto di battuta col numero 17 il neoentrato Alessandro Giuli, che ha sul piede il pallone che potrebbe valere il 2-2. Sistema la barriera Cortese. Da lì Giuli potrebbe scegliere sia di andare sul palo del portiere che scavalcare la barriera. Vediamo quale soluzione sceglierà il numero 17 che sistema ancora la sfera. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Parte Giuli, palla alta e il direttore di gara dice che non c'è più tempo. La prima giornata del Trofeo Dossena Girone B tra LND Under 18 e Brescia si conclude sul 2-1. 1-0 segnato da Pandini, pareggio trovato nella ripresa da Caprio e gol della vittoria siglato da Caliendo. Noi ringraziamo lo staff per come ci ha accolto e ci ha messo a disposizione tutto il necessario qui al campo. Ringraziamo la LND che ci ha dato l'opportunità di fare questa telecronaca, ovviamente la Giovane Italia. Ringrazio al mio fianco Stefano Rossoni che si è occupato delle riprese qui dal centro sportivo di San Paolo in provincia di Brescia. Da Luca Pellegrini è veramente tutto. Appuntamento a domani per la seconda giornata. La sfida sarà tra LND Under 18 e Cremonese.